Amici bellini, sono in hype totale. Io veramente devo fare questo video, lo faccio da cellulare e vi chiedo perdono se l'audio non è il massimo, se non posso fare editing, però sto scappando e devo fare anche un po' di cose mie familiari, perché sennò si impazzisce. Come i giocatori, così anche i creators devono staccare per qualche giorno, altrimenti la prossima stagione ci vengono gli infortuni. Iscrivetevi al canale, benvenuto chiunque tu sia qua, perché molti vi siete iscritti, e lasciate un like per l'hype totale che mi è venuto da stamattina. Ve le volevo far vedere le foto, ma le avete viste tutti, insomma, foto dei nostri, di quelli grossi che sono arrivati, con De Bruyne in testa, che ti dà quella sensazione. È chiaro l'here we go, è chiaro l'ufficialità, il benvenuto Kevin, tutto quello che volete voi, ma quando li vedete con il nostro stemma addosso, ma non vi fa un'impressione pazzesca? Ed è una delle cose. Io all'epoca Higuain, sì, va benissimo, ma la grandezza di questo colpo, secondo me, veramente non ci. Forse adesso ci stiamo rendendo conto di quanto è pesante avere uno così. A me fa impazzire. E ripeto quel discorso che non sempre è piaciuto, ma a cui io credo molto. Lo slogan solo la maglia fino a un certo punto, perché è chiaro che noi andiamo avanti, ma nella maglia, quando ci metti gli idoli, quando ci metti dei campioni, e parlo degli idoli perché servono gli idoli anche ai ragazzini. Noi con David Sesa eravamo tifosi del Napoli, però le nuove, soprattutto le nuovissime generazioni, alcuni tifosi di nuovo corso si affezionano ai giocatori e seguono le squadre dove questi giocatori vanno. Uno come Kevin De Bruyne è uno che mi fa esplodere l'entusiasmo in una maniera incredibile. Questa è la prima cosa che volevo dirvi, perché poi ovviamente si stanno rincorrendo. Io mi sono svegliato postando sul mini social la fotografia di Raspadori e dietro c'è ancora l'immagine, ovviamente sugli spogliatoi, le grafiche dell'anno scorso, c'è ancora l'immagine di Olivera col numero 17, ovviamente, e non sappiamo quale numero prenderà De Bruyne. Sembra una sciocchezza, ma è una cosa entusiasmante. E visto che sta girando e sta impazzando le foto, insomma, di De Bruyne col pantaloncino numero 10, è chiaro che si ricrea tutta quella situazione. La dareste è da 10 ogni volta, ma quante volte l'abbiamo sentito? La dareste la 10 a Insigne dopo un paio di gol bellissimi così. Io sono sempre, lo sapete, molto equilibrato, molto bilanciato, lascio il possibilismo, dico queste sono le cose positive, queste sono le cose negative, di qualsiasi cosa sulla 10 io sono inossidabile. E avete le vostre ragioni, se voi volete dire la 10 io non la ritirerei perché un bambino ha bisogno di poter sognare di indossare la 10, è un motivo validissimo che io non vi contesto, ma che io non accetto, perché la 10 di Diego non era un giocatore fortissimo che tu baresi, togli la 6 perché è stato un mito. Ecco, stiamo parlando del dio assoluto del calcio in terra, oltre il terreno di gioco. È un personaggio che poi rappresentava tante altre cose. In un periodo dove sto leggendo anche alcuni messaggi, per esempio, Diego rappresentava anche quello contro certi giochi di potere, poi politici, e si va oltre. Quindi per me il discorso della numero 10 non si tocca. Non hai ritirato un numero di un giocatore eccezionale, hai ritirato il numero del dio del calcio assoluto. Poi la Yamal segnerà più gol di Messi, poi Cristiano Ronaldo ancora 40, è un altro pianeta, proprio un altro sport, che va al di là dello sport. Quindi il discorso che sta girando della 10 sul pantaloncino, non facciamo gli stupidini, perché mi stanno arrivando, mentre sto registrando, mi arrivano le notifiche sopra qua, ma come? Perché GA7 pure l'ha fatto, come? Indicando che c'è il 10 messo con lo scotch sul suo, dove lui si deve cambiare, eccetera, eccetera. Credo che si tratti semplicemente del numero di pantaloncino che lui indossa e che hanno indossato in tanti
durante gli allenamenti in questi anni. I pantaloncini si indossano numeri a volte a casaccio, a volte vengono scelti, a volte così, la 10 l'hanno indossata anche altri. Non voglio dire stupidaggini, me lo potete dire voi nei commenti, secondo me l'ha indossata pure Mertens, Raspadori, altri giocatori hanno indossato il pantaloncino numero 10. Quindi io non esiste, anche per una questione di merchandising, perché il Napoli fa le magliette per uscire così, col 10 dietro, perché è iconico, perché non rappresenta De Bruyne. Se tu vuoi fare De Bruyne, hai la maglia di De Bruyne. Ma il 10 iconico rappresenta Napoli perché rappresenta Diego senza dover nemmeno scrivere Diego. Anche perché quel 10 là, all'epoca, non c'erano i nomi sopra. Quando io leggo le maglie 10 con la scritta Maradona, non mi fa quell'effetto là, perché è il calcio moderno che poi ha portato i nomi dietro alle maglie. Quindi il 10 sarà per sempre Diego, almeno nel mio cuore, e su questo non è questione di può essere d'accordo o no, è semplicemente la mia opinione perché me l'hanno chiesta e non derogo, su questo non sono morbido, sono tosto e se il Napoli dovesse cambiare idea io non mi troverei d'accordo. Messo questo da parte e amplificato tutto l'hype e tutto l'entusiasmo che ho nel vedere i giocatori incrociarsi, incontrarsi, rivederli con le maglie d'allenamento così, sto in hype assoluto. All'hype ci aggiungiamo Noah Lang che è arrivato, bello, bello anche sorridente con tutte le foto. Occhio a non assillarli, non li opprimete perché c'è gente nuova. Noah Lang non ha problemi, Noah Lang come mentalità non ha nessun problema a gestire anche un certo tipo di affetto, è un cantante oltre ad essere un atleta, quindi non c'è problema. De Bruyne è un po' diverso a livello caratteriale, è un po' più schivo, è un pochino più, non dico timido, perché poi è anche un capitano, ma sul campo, quindi chiedo ai tifosi del Napoli di andarci un po' più piano, ho visto dei video dove siamo un pochino aggressivi nel chiedere una foto e non è senza nemmeno tanta educazione. Quindi andiamoci piano su questo, ci aggiungiamo il discorso di mercato. Oggi meno notizie su Osimhen, perché? Perché ci sono le altre cose, ci sono state le visite mediche di Noah Lang e c'è stata l'accelerazione su Lucca e i nuovi prezzi che ci stanno dicendo su Lucca ti fanno capire l'operazione, che non è che si arriva ai 40, ma si è parlato ultimamente di 6 milioni adesso di prestito oneroso e poi devi pagare il resto l'anno prossimo, tipo un obbligo di riscatto, una formula simile a quella che secondo me abbiamo fatto con Raspadori se non sbaglio, e quindi 6 adesso e poi gli altri 25, quanti saranno, insomma 26, per arrivare a un prezzo che si avvicina a quello che ti chiedeva l'Udinese con vari installments, insomma, perché devono quadrare i bilanci, perché nella logica delle cose, se tu i 75 di Kvar non li possiamo considerare, perché dici tu i 75 di Kvara, no, perché forse quelli di Kvara vanno nel bilancio che dovevi apparare l'anno scorso dove hai fatto quella spesa. Il Napoli ha speso 50 milioni, sì, però hai venduto Kvara. Adesso invece devi contare su quelli che sono gli introiti della Champions più speriamo di venderlo al meglio possibile Osimhen per bilanciare quelle che sono le spese che stai facendo e che stai facendo anche con tempi eccezionali rispetto ai standard del Napoli. Quindi il mio entusiasmo è alle stelle, io veramente sto come un pazzo e sono contentissimo e ci sono tantissime altre cose di cui dovremo parlare, appena esce la maglia ovviamente la dobbiamo commentare. Statemi dietro perché potrebbero uscire più le mini live come sapete, che trovate sul canale Telegram quando vado live, perché devo andare a fare un pochino per forza, perché altrimenti il divorzio devo essere di conseguenza quello che sono, eccetera, eccetera. Grande entusiasmo. Anche Mirko Calemme, che entra a diventare un nuovo punto di riferimento per la comunicazione, la gestione della comunicazione sotto Lombardo, mi entusiasma, non lo so, mi entusiasma, sembra che stiamo mettendo appunto dei punti di crescita strategici e a questo ci possiamo solamente aggiungere prima o poi, perché mancano 47 giorni, alla prima pietra del centro sportivo, ma in questo momento è chiaro che è un argomento che non regge
perché siamo in piena fase di mercato, fantasizzare sui numeri, sulla maglia, sul modulo, su come Conte li metterà in pratica alla grande. Da New York, Valero Fluido è tutto. Questo non sai perché sto parlando nello... vi abbraccio e vi bacio, lasciate 370.000 like e De Bruyne non prende la 10 o prende la 14 o se, perché la deve chiedere a Contini, perché Contini c'è. Dovete seguire tutti i video, perché c'è gente che mi scrive allora Contini e ne ti sei perso il video. Invece io quando lo faccio il video è per cercare di coprire tutte le cose che succedono, così non ci troviamo impreparati. O la chiede a Contini la 14 o la chiede a Olivera la 17, la 10 no, puoi prendere il numero che vuoi tu, anche la 30. No, quella è Mazzocchi, mamma mia, Mazzocchi, no, la 3, perché la 30 Messi che va al Paris Saint-Germain che prende la 3, altrimenti potrebbe prendere